Alirò. Cominciamo con questo pezzo, una bella carica per iniziare questo 14 aprile 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati da Francesco Casula, buongiorno da Gisberto Nicoletti che guida la parte tecnica. Cominciamo questa puntata di informazione e musica mattutina qui su Cittadella sui 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre. Il 14 aprile, giorno in cui parleremo purtroppo di diversi argomenti pesanti. Ci sono due vittime, la prima uccisa 13 anni fa, a cui ieri lo Stato ha ridato giustizia arrestando i presunti responsabili del suo omicidio. Si parla dell'omicidio Marangia. Ieri mattina vi abbiamo raccontato quello che stava accadendo nelle fasi in cui i carabinieri eseguivano gli arresti, poi la conferenza stampa. Oggi avremo con noi il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Antonucci. Parleremo di quella che possiamo definire una sorta di carezza dello Stato alla famiglia, questa restituzione di dignità ai familiari della vittima a distanza di 13 anni. È stato definito un cold case, un caso irrisolto, quello di Marangia. In realtà lo stesso colonnello Marinucci ieri insieme al PM De Nozza in conferenza stampa hanno detto che i cold case, i casi irrisolti, pesano sulle coscienze degli investigatori. Allora avremo con noi il comandante dei carabinieri, poi parleremo purtroppo di un'altra vittima che è però sul lavoro. Si parla di parliamo naturalmente del 38enne che ieri è stato colpito da un palo alla rione Tamburi mentre lavorava su una gru. Avremo con noi, ne parleremo con Giovanni D'Arcangelo della CGIL, cercheremo di fare il punto anche sul settore dell'edilizia, perché è come c'è uno strano fenomeno per cui se si muore in fabbrica l'attenzione è massima, se si muore invece sui cantieri a volte non è proprio la stessa cosa. Cercheremo di capire nell'edilizia qual è la situazione della sicurezza a Taranto e non solo. E poi parliamo di 1 maggio, si avvicina il concertone di Taranto ma anche l'evento politico. Ieri l'annuncio che sul palco ci sarà anche Francesca Albanese, immediate ovviamente le polemiche, ma insomma ne parleremo con Simona Fersini, presidente del Comitato Liberi e Pensanti. E poi parleremo dello sgombero in Città Vecchia. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la paura di alcuni residenti di Via Garibaldi, delle case popolari di Via Garibaldi, che hanno avuto un preavviso di un mese per trovarsi un'altra sistemazione. Ieri la nostra Valentina Castellaneta ha intervistato Pascarella, presidente di Arca Ionica, che ha comunque rassicurato che non saranno lasciati soli, saranno seguiti e insomma poi torneranno negli stessi appartamenti che hanno lasciato. Chiuderemo questa mattina con il futuro dei Giochi del Mediterraneo dopo la manifestazione, i grandi impianti che ci sono e i progetti la gestione da assegnare ai privati. Ieri un accordo tra comune e comitato presieduto da Ferrarese. E infine parleremo ancora una volta di sicurezza e di giovani, il cellulare al volante, la prevenzione raccontata al liceo Cabrini, l'Iside Cabrini con la polizia stradale. I dettagli naturalmente ve li daremo questa mattina. Intanto sono le 7:24 e noi ci ascoltiamo l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon martedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, alcuni di voi stanno affrontando da tempo situazioni faticose o responsabilità importanti, ma proprio in queste ore potrebbe arrivare una rinnovata carica interiore. Toro, anche se preferite tenere le situazioni sotto controllo, cercate di essere più flessibili di fronte ai cambiamenti improvvisi. L'imprevedibilità può portare nuove opportunità, quindi siate aperti al cambiamento. Gemelli, investite su di voi, sui vostri progetti e la vostra formazione. Valorizzate le vostre capacità e fidatevi del vostro istinto. Siete aperti anche a nuove opportunità e pronti a coglierle al volo. Cancro, in questo periodo potrebbe essere meglio essere soli che in compagnia di persone negative o tossiche. Riflettete sulle vostre relazioni e valutate se è necessario apportare dei cambiamenti, specialmente in ambito lavorativo. Leone, se vi sentite giù di corda, dedicatevi ai vostri affetti e alle attività che vi appassionano. Trovate conforto nelle persone care e cercate di concentrarvi su ciò che vi rende felici. Vergine, nel lavoro la vostra determinazione sarà la chiave per sbloccare porte che sembravano chiuse.
In amore, una passeggiata all'aperto insieme potrebbe rivelarsi l'occasione perfetta per rafforzare il legame. Bilancia, questa giornata vi vedrà protagonisti di un rinnovato benessere fisico. Sul fronte lavorativo la vostra pazienza e perseveranza saranno premiate. Scorpione, la comunicazione oggi sarà il vostro forte, soprattutto in ambito lavorativo. Usatela per creare nuove sinergie. L'amore brilla di luce propria, con dialoghi che aprono a nuove comprensioni. Sagittario, in amore la serenità regna sovrana. È un buon momento per programmare il futuro insieme. La salute si mantiene buona, specialmente se curate il vostro equilibrio interiore. Capricorno, nel lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. In amore, il coraggio di esprimere i vostri sentimenti sarà ricompensato. Acquario, al lavoro non passate certo inosservati. L'amore richiede di essere curato con dolcezza e pazienza e voi sapete come farlo. Un momento di relax sarà il vostro elisir di lunga vita. Pesci, siate cauti e cercate di controllare la vostra irruenza, specialmente nei momenti di tensione. Prendetevi del tempo per riflettere prima di agire in modo impulsivo. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Non c'è nulla di più difficile da gestire, di esito incerto e così pericoloso da realizzare dell'inizio di un cambiamento. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Carina questa perla finale, l'inizio di un cambiamento, non c'è niente di più difficile da realizzare, è vero, cambiare costa. Andiamo a dare invece uno sguardo ai quotidiani e oggi il Corriere del Mezzogiorno dedica naturalmente l'apertura a questa tragedia che arriva da Bisceglie. Alicia, una tragedia annunciata, 12enne muore sotto un pino sradicato dal vento, le accuse per la mancata potatura. La ragazzina schiacciata dall'albero all'uscita da scuola, la rabbia della città, il sindaco è straziante, è una questione che ovviamente al di là della tragedia in sé, su cui non aggiungiamo niente perché c'è poco da dire sulla morte di una dodicenne, è una questione che però apre anche un altro spiraglio nel senso di ragionamento. Da un lato la sicurezza, e quindi quel pino se non era sicuro andava tagliato, andava potato. Poi dall'altra parte invece magari c'è il rischio anche per le amministrazioni comunali di sentirsi accusate di aver sradicato alberi in una città, penso a Taranto, no? Ultimamente abbiamo ascoltato le accuse alla comune del taglio degli alberi, in questo caso era una questione diversa, era per le BRT e non per una questione di sicurezza, però c'è il rischio che ci si trovi tra due fuochi, da un lato quello di mantenere e curare il poco verde che purtroppo abbiamo, dall'altro invece garantire sicurezza, quindi abbattendo una parte di verde. Continuiamo con l'altra tragedia, quella che invece arriva da Taranto. Palo della luce crolla uccidendo un elettricista, 6 operai feriti invece nella BAT. Gli altri incidenti di una giornata shock li racconta sul Corriere il collega Cesare Bechis. Un omaggio di Taranto sul palco anche albanese ed è subito polemica, ne parleremo questa mattina con Simona Fersini, presidente del Comitato Liberi e Pensanti. Andiamo invece a dare uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno. La scomunica è il titolo del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. Trump attacca il Papa, è un debole, Leone lo snobba. Chiuso Hormuz, petrolio alle stelle, contropiano dell'Unione Europea dopo la decisione di Trump. Insomma, chi è rimasto da attaccare? Perché con noi tutto sommato qualcosa l'ha detto, ha detto che siamo codardi quando non l'abbiamo seguito. Il Papa è debole, tutti gli altri fanno schifo, è rimasto solo Trump praticamente. Il problema è che davvero questo è un atteggiamento isolazionista, per cui il rischio è davvero quello di rimanere da soli. Se persino il governo Meloni è dovuto intervenire, la stessa Meloni, per dire che le parole di Trump sono inaccettabili, insomma è un caso, ed è un caso anche l'accostamento tra la presenza di Trump in Ungheria e la sconfitta di Orban. Voi sapete che il tycoon ha appoggiato in maniera chiara, evidente, cristallina la rielezione di Orban per la 80ª volta, non lo so. In realtà Orban ha perso e probabilmente si ricollega
alla sconfitta anche, diciamo, al sostegno di Trump, che è diventato praticamente anche un nemico nei sondaggi per quelli che erano fino a poco fa suoi alleati. Intanto il petrolio continua a salire e qua tocca fare il pieno prima che sia troppo tardi. Il vento che uccide, 2 vittime in Puglia, Bisceglie, cade Pino e travolge 12enne, un'altra tragedia a Taranto. E al centro della pagina invece la sfida del vino sui mercati, vale 12 miliardi di euro, al Vinitaly mostra le eccellenze pugliesi. Poi l'inchiesta di Matera, i permessi di soggiorno venduti a 2.000 euro, Matera, gli indagati ammettono le accuse mosse dalla procura, il commento è: tanto non rischiamo niente. 7.31, noi ci fermiamo qui con la prima parte della rassegna stampa. Quando torniamo tutti gli altri giornali, ora però c'è la New Hit delle 7.30 e ora noi siamo pronti per continuare la nostra rassegna stampa, continuare a dare uno sguardo alle prime dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Ecco l'edicola che apre con le tragedie di Puglia. Il forte vento Viete, 2 vittime. Alicia Moruso e Domenico Di Ponzio le vittime, un operaio a Margherita travolto dai cassoni della frutta e in gravi condizioni. E poi al centro della pagina invece una grande foto di una scia luminosa nei cieli, non un meteorite ma detriti di un satellite disintegrato, scrive l'edicola, e fa riferimento a questa lunga scia che ha attraversato i cieli di Puglia e Campania. Io però me la sono persa. Gis, l'hai vista? Ne hai sentito parlare? No, neanche no, niente. Lo Iacovone sarà il cuore dei giochi, si parla degli impianti del Giochi del Mediterraneo a Taranto, ne parleremo anche noi tra poco e racconteremo qual è l'ipotesi di futuro secondo il comune e il comitato. Ieri la firma di un accordo tra Ferrarese e Vitetti. Andiamo invece a dare un'occhiata al Quotidiano di Puglia. In edizione Taranto, la strage del vento, 2 morti, Alicia, 12 anni, e Domenico, 38, uccisi da un pino e da un palo. Lei tornava da scuola, lui era al lavoro, numerosi gli incidenti. Shock in cantiere, esplode la rabbia, troppi lutti, una raffica di vento, il braccio della gru che oscilla, poi il cedimento, è morto così Domenico Di Ponzio, 38 anni, colpito dal palo della luce a Taranto. Noi ne parleremo e faremo un focus sulla situazione dell'edilizia a Taranto. Ucciso per vendetta, 2 arresti dopo 13 anni, Marangia fu assassinato a Pulsano, in cella, boss e sicario, segnale forte dello Stato, il pianto liberatorio dei familiari, proprio di questo parleremo noi col comandante provinciale Antonio Marinucci, che sarà con noi tra pochissimo. Chiudiamo invece con un'altra notizia di cronaca, scontro mortale a Lama, l'inchiesta, un indagato per omicidio stradale, si parla della morte di Massimo Musciacchio. Il PM ha disposto l'autopsia e naturalmente ha iscritto come atto dovuto il conducente dell'auto che si è scontrato con la moto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Vedremo naturalmente come andrà l'inchiesta. Ora ci fermiamo un attimo e tra un po' cominciamo gli approfondimenti. Parleremo della città vecchia, dell'ipotesi di sgombero e delle rassicurazioni arrivate da Arca Ionica. Nel frattempo c'è Fulminacci con stupida sfortuna. 7.40, cominciamo con lui i nostri approfondimenti e ce ne andiamo tra i vicoli dell'isola. Vi abbiamo raccontato la paura di alcuni residenti di Via Garibaldi, le case popolari della stradone che conduce a Piazza Fontana, che hanno ricevuto un preavviso di sgombero di un mese per una serie di lavori che dovranno essere messi in atto nella palazzina. Paura non solo per andare a trovare una sistemazione in cui vivere, ma anche per la possibilità di non poter rientrare nelle case che stanno lasciando. Ieri la nostra Valentina Castellaneta, che ha tirato fuori questa storia, ha ascoltato anche Pascarella, presidente dell'Arca Ionica, che ha fornito le sue raccomandazioni. Sentite. Anche perché se non si sfrutta questo momento, questa attenzione che si sta avendo, da quelle case prima o poi queste persone dovranno uscire per motivi strutturali. L'ha definita una sfida urbanistica senza precedenti l'amministratore di Arca Ionica, Denny Pascarella, che ha chiarito i dettagli del piano di sgombero temporaneo e riqualificazione degli storici immobili di Via Garibaldi nella città vecchia di Taranto. Al centro dell'operazione ci sono le 8 storiche stecche, edifici risalenti all'epoca fascista, che dopo decenni di incuria e segni mai del tutto cancellati dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale saranno oggetto di un profondo restyling
cleaning strutturale e impiantistico. Questo però vuol dire anche sgomberare temporaneamente le 106 famiglie che li abitano e che si sono dette preoccupate che le case non vengano loro riassegnate. No, questo è completamente da escludere. Devo dire che ho cercato in più occasioni di tranquillizzare gli utenti di via Garibaldi. Tutte le 8 stecche di via Garibaldi sono quindi oggetto di interventi di riqualificazione da parte di Arca Ionica e Regione Puglia, un investimento di oltre 40 milioni di euro che derivano da finanziamenti differenti. Alcuni degli edifici di via Garibaldi con un migliore stato non hanno avuto bisogno di sgombero. Per questi invece ci sono degli interventi strutturali perché impattano sui solai, verranno rifatti completamente i solai, oltre che quindi gli appartamenti anche dall'interno sotto il profilo impiantistico, ma quel tipo di lavori è incompatibile con la permanenza delle persone all'interno degli alloggi. Pascarella promette attenzione per i soggetti fragili come per gli anziani e per i malati, oltre a un rimborso per eventuali contratti di locazione. Sì, l'alloggio formalmente lo devono cercare loro perché noi rimborsiamo i proprietari naturalmente, quindi è chiaro che è evidente che chi avrà difficoltà staremo a fianco a loro, ecco. Non sono soli, verranno seguiti e attenzionati per vedere chi riesce, chi ha difficoltà, insomma è un'operazione di sistema. Interventi straordinari che l'amministratore racconta di aver potuto compiere grazie ai fondi regionali, diverso è per le manutenzioni rese difficili dallo scarso numero di inquilini che pagano il canone mensile. E le difficoltà che abbiamo, che si hanno anche a poter programmare determinate manutenzioni ordinarie, deriva proprio dalla questione della morosità, che insieme a quella della fiscalità è uno dei grossi problemi che oggi si trovano, ma che si ereditano dal passato, per i quali però bisogna cercare con pazienza di lavorare. Oggi abbiamo degli indici migliori perché riusciamo a avere una performance di incasso positiva per quel che riguarda gli arretrati. Cerchiamo di spiegare alle persone che se non pagano le manutenzioni poi non le possiamo fare, ma non per una questione di dispetto, tra virgolette, consentitemi la banalizzazione, ma per una questione oggettiva. Noi non abbiamo poi le possibilità di intervenire. Oggi ci attestiamo sul 40% dei pagamenti degli assegnatari correnti. Poi c'è il problema degli occupatori senza titolo. Ora inizia a migliorare anche la performance di pagamento con l'attività che stiamo facendo anche puntuale sull'accertamento. Grazie agli interventi straordinari che l'Agenzia per la Casa sta portando avanti, non solo in Cittavecchia ma anche i Tamburi e Paolo VI, sono tanti gli inquilini che hanno potuto regolarizzare la loro situazione e non essere più occupanti. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione delle case popolari a Taranto. Partendo da una storia, abbiamo provato a raccontarvi come sta messa anche Arca Ionica. Grazie a Valentina Castellaneta. Tra pochissimo invece, quando torniamo, avremo con noi il colonnello Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri. Con lui parleremo del caso Marangia, questo omicidio risolto dopo 13 anni, e soprattutto della carezza dello Stato ai familiari delle vittime. Restate con noi. Sempre il mare luccica. Il nostro rewind alle 7.54, momento in cui torniamo a parlare di un argomento che ieri ha tenuto banco per l'intera giornata, un omicidio risolto a distanza di 13 anni dai carabinieri e dalla magistratura, l'omicidio dell'imprenditore Martino Marangia, assassinato a Pulsano, e ieri sono finiti in carcere il presunto mandante Anselmo Venere e il presunto sicario Mimmo Campo. Ieri vi abbiamo raccontato i dettagli dell'inchiesta che ha portato all'individuazione dei due. Nella conferenza stampa di ieri mattina il colonnello Marinucci, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, si è soffermato invece sul lato umano di questa vicenda, e cioè la risposta di giustizia allo Stato. Proprio con il comandante Marinucci ne parliamo questa mattina qui a Buongiorno Taranto. Buongiorno colonnello. Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Colonnello, sulla Gazzetta l'abbiamo titolata "Quella carezza dello Stato ai familiari", una famiglia che a distanza di 13 anni finalmente ha trovato soddisfazione, ha trovato giustizia grazie all'impegno e alla sinergia delle forze dell'ordine e della magistratura.
Sì, come ho detto anche in conferenza stampa, la squadra Stato magari può essere un po' lenta, ma quando si lavora in sinergia, in raccordo, si raggiungono sempre gli obiettivi prefissati, e quello di scoprire gli autori, tra presunto mandante e presunto esecutore dell'omicidio dell'imprenditore Marangia, per noi era un obiettivo da raggiungere, e speriamo di aver costruito un'ipotesi accusatoria che poi dovrà ovviamente sostenere i vari gradi di giudizio. Colonnello, ieri quando avete incontrato la famiglia per dare questa notizia è stato un momento complicato ma anche liberatorio in qualche modo. Sì, emotivamente complicato, perché soprattutto il figlio piccolo, colui che aveva tra l'altro assistito alla prima aggressione nei confronti del padre, diciamo, è scoppiato in un pianto liberatorio. Posso dire che sono stati un turbinio di sentimenti che si sono accavallati, e dall'altra parte il ringraziamento della famiglia alla magistratura e all'Arma per il lavoro fatto. Colonnello, lei ieri diceva, diciamo giornalisticamente fa anche figo, no, raccontare di cold case. In realtà lei ha detto che i casi irrisolti sono un peso sulla coscienza degli inquirenti e degli investigatori. Ritengo che riuscire a dare anche giustizia ai casi di morte violenta come la fattispecie sia un dovere, è una dei nostri compiti, e quindi per noi, laddove non si riescono a raggiungere, a ricostruire le fasi e ovviamente a trovare i colpevoli, rimane sempre questo alone, questo obbligo di risultato. In questo caso io dico sempre che noi sicuramente abbiamo un obbligo di mezzi, e in questo caso abbiamo anche un obbligo di risultato nei confronti degli affetti della vittima, e quindi raggiungere, aver ricostruito, aver lavorato per raggiungere questo risultato per noi è molto importante. Grazie al colonnello Antonio Marinucci, grazie anche agli uomini e alle donne del nucleo investigativo che hanno lavorato per ottenere questo risultato. Grazie comandante per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie Francesco, grazie a tutti alla redazione e grazie a tutti i radioascoltatori. E noi ci fermiamo un attimo per un po' di musica, un po' di informazione. Quando torniamo invece parliamo di un'altra tragedia, quella avvenuta ieri ai Tamburi con la morte di un 38enne sul luogo di lavoro. Adesso però vi lasciamo con un po' di musica. Lei è Sabrina Carpenter e questa è When Did You Get Up? 9 minuti dopo le 8, seconda ora insieme con Buongiorno Taranto, e ben trovati sui 96.5 e sul canale 94 del Digitale Terrestre. Se vi siete collegati solo ora, stiamo cominciando a parlare della tragedia avvenuta ieri a Taranto, un vento impetuoso su tutta la Puglia che ha mietuto una vittima anche nella BAT, una dodicenne purtroppo. A Taranto invece aveva 38 anni Roberto Di Ponzio, dipendente della ditta TechGen, e era su una gru e stava eseguendo interventi di manutenzione vicino al cimitero San Brunone quando il vento ha staccato un palo della luce che lo ha colpito e purtroppo lo ha lasciato senza vita. Immediati sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo è servito a poco. Avviata l'inchiesta della magistratura che ora eseguirà l'autopsia e insomma cercherà di capire se vi sono delle responsabilità per la morte del 38enne. Scene strazianti ieri all'arrivo dei genitori sul luogo, un momento davvero devastante, però è anche l'occasione per poter fare il punto sulle sicurezza nei luoghi di lavoro. Parliamo spesso della sicurezza in fabbrica, ma ci sono altri settori come l'edilizia per esempio in cui la sicurezza talvolta è quasi un optional. Se sto sbagliando mi corregga Giovanni D'Arcangelo della CGIL di Taranto che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. E
nell'edilizia la sicurezza è un optional o diciamo le cose stanno migliorando? Perché a volte, D'Arcangelo, c'è la vaga sensazione che facciamo anche noi cronisti, morti di serie A e morti di serie B. Se succede una tragedia in fabbrica è un caso nazionale, se muore un ragazzo come Di Ponzio, come ieri magari, non ha tutto questo clamore, non ha l'attenzione che merita invece l'ennesima vita spezzata, o sbaglio? Assolutamente, io vorrei partire innanzitutto per quello che può servire, facendo le condoglianze e stringendomi attorno alla famiglia, perché davvero è incredibile, è indicibile il dolore di un genitore che debba andare su un luogo di lavoro a raccogliere il corpo del proprio figlio morto mentre per l'appunto stava lavorando e stava facendo il suo dovere. È un qualcosa di inaccettabile, ripeto, di indicibile, e da qui si dovrebbe partire, perché qui c'è un problema legato alla cultura del lavoro. Ora, mi permetta di fare un passaggio, anzi un parallelo rispetto a quello che è successo in Ilva nei primi mesi di quest'anno, quando sono morti 2 lavoratori su un passatoio in momenti diversi, ovviamente. Su un passatoio perché è caduta una grata, cioè un luogo dove si cammina, dove si percorre una strada, rispetto alla morte di ieri dove con quel vento, con un'allerta meteo vera e propria, questo lavoratore ha movimentato il materiale che lo ha colpito, questo palo che lo ha colpito. Allora, la prima domanda che mi pongo è: ma l'azienda ha fatto una sorta di accertamento per comprendere se ieri mattina si potesse lavorare oppure no? Perché altrimenti noi possiamo parlare di questo e di quell'altro, ma se non partiamo da qui, noi non ne usciamo da questa condizione. Ed è per questa ragione che noi stiamo anche provando ad attirare l'attenzione, a cercare di fare qualcosa di concreto, addirittura proponendo una legge. Cioè siamo arrivati al paradosso che in questo paese, invece di esserci un lavoro anche parlamentare su questi temi per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, dato che abbiamo cifre mastodontiche, oltre 1000 lavoratori che muoiono sui luoghi di lavoro ogni anno, e la stragrande maggioranza nella catena degli appalti, in tutti i settori, non solamente in edilizia, noi siamo arrivati a questo paradosso che le leggi le dobbiamo scrivere noi, e almeno su questo speriamo che ci possa essere una maggiore attenzione. Da maggio partiremo con le firme su questa proposta di legge per qualificare il lavoro negli appalti. D'Arcangelo, le rifaccio un attimo questa domanda. L'edilizia è un po' più giungla di altri settori o pensa che in qualche modo sia più o meno, diciamo, la situazione sia più o meno la stessa? No, in edilizia ci sono tanti strumenti per cercare di mettere in sicurezza il lavoro. Ci sono tante disposizioni di legge, a partire dal testo unico per la sicurezza, che c'è proprio una branca specifica per l'edilizia, ma poi c'è anche tutto il tema che riguarda il lavoro che si fa all'interno dell'ente bilaterale della cassa edile, che va a verificare quali siano le condizioni di lavoro. Chiaramente stiamo parlando di un settore che ha una maggiore incidenza a quelli che possono essere i rischi, ma ripeto, non c'è solamente un problema legato all'edilizia, ma in tutti i settori c'è un problema legato alla sicurezza, anche perché per esempio, se facciamo riferimento a Taranto, non erano edili quei lavoratori che sono morti qualche mese fa. Grazie a Giovanni D'Arcangelo di CGIL Taranto per essere stato con noi, grazie davvero, buona giornata e insomma per quello che è possibile in questo giorno difficile. Buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. E noi invece quando torniamo cambiamo argomento, parliamo di un omaggio Taranto, il concertone organizzato dal Comitato Liberi e Pensanti. Continuano a conoscersi gli ospiti che arriveranno sul palco. Ieri l'annuncio di Francesca Albanesi, ambasciatrice dell'ONU per la questione palestinese, al centro di una serie di polemiche. Ovviamente al centro delle polemiche sono finiti anche i Liberi e Pensanti.
pesanti. Ne parleremo questa mattina con Simona Fersini, che è presidente del comitato, che sarà collegata qui con noi. Allora mi raccomando, non andate via, restate con noi. E come annunciato, ora parliamo di 1 maggio Taranto. Continuano a scoprirsi gli ospiti della manifestazione organizzata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, e tra questi ieri è arrivato il nome di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 dalle truppe israeliane. Un nome particolarmente, come dire, significativo in questo momento storico, ma anche particolarmente divisivo. Le polemiche non sono mancate. Ne parliamo con Simona Fersini, presidente del comitato. Buongiorno Simona, ben trovata. Buongiorno Francesco. Allora, un nome che sicuramente sta già facendo particolarmente discutere, quello di Francesca Albanese. Questo è un bene o un male, secondo voi? Noi ci aspettavamo tutte queste polemiche. Tra l'altro Francesca Albanese è abituata alle polemiche italiane e non solo, visto che anche in Francia hanno cercato di screditarla, però grazie a Dio l'ONU ha risposto e ha messo a tacere tutti quanti, mettere a tacere anche le polemiche spicciole tarantine. Tra l'altro proprio in Belgio, non meno di qualche giorno fa, Francesca Albanese ha ricevuto un dottorato honoris causa congiunto da 3 università belghe, ed è la prima volta che accade. Il rettore di una di queste università ha detto anche di aver ricevuto pressioni perché non riconoscessero questa laurea honoris causa a Francesca Albanese, e lui è andato avanti e anche noi è andato avanti, e queste polemiche non ci spaventano, specie se la provenienza di queste polemiche. Tra l'altro posso dire una cosa così, diciamo en passant, non è che siete mai stati, voglio dire, di centro o di destra, voglio dire, quindi ci sta secondo me che sul vostro palco salga un personaggio come o sbaglio? No, molto spesso le persone dimenticano. Cioè pensano che siate solo musica. No, ma in realtà le persone dimenticano che il nostro palco è orgogliosamente antifascista e contro tutte le guerre. Quindi Francesca Albanese ci sta proprio come ciliegina sulla torta, e ovviamente noi parleremo delle guerre, non solo della Palestina. Quindi voi invitate anche il Papa? Presentato. Adesso dovete invitare. Il Papa non può venire, il Papa non può venire perché altrimenti in questo momento forse sarebbe stato divisivo anche il Papa, secondo me, in questo momento. Abbiamo tentato, ma in altre faccende affaccendato, quindi magari per l'anno prossimo sarà più libero e verrà anche. Oddio, vabbè, se non è venuto Francesco dubito che possa venire Leone. Vabbè, ma questa è una mia opinione. Questa è una mia opinione. Simona, con la quale concordo. Ecco, Simona, ci si avvicina all'1 maggio. Lo so, è inutile che ci provo, svelami qualche nome, qualche altra cosa, lo so, non lo farai. Ti posso svelare i nomi dei Recchiabilli, del Don Ciccio, Fido Guido e Mamma Maria. Se sono nomi che già abbiamo. E allora non mi stai svelando niente. Non ridere, perché c'è poco da svelare. Raccontaci almeno come ci prepareremo all'1 maggio. C'è questo road to. Esatto, c'è questa rassegna di Uno Parco che inizia il 17 di aprile, quindi venerdì, e le giornate sono scandite fra attività sportive, per cui chi vorrà potrà fare Pilates e Zumba. Sulla nostra pagina c'è tutto il calendario di Uno Parco. Ci saranno esibizioni musicali con degli artisti tarantini che hanno voluto donare il loro contributo perché questa rassegna funzioni. Poi ci sono 3 convegni importanti. Uno il 19. Il 19 l'abbiamo intitolato come la giornata tra virgolette dedicata all'autonomia delle persone con disabilità. Il convegno del pomeriggio si dividerà in 2 parti.
Uno riguarda le malattie legate all'inquinamento ambientale, perché non ci dimentichiamo mai dove viviamo, e invece un altro è volto a promuovere l'autonomia delle persone con disabilità. Infatti il titolo è "Vado a vivere da solo", perché molto spesso si pensa, anzi, ho la vaga sensazione che ci risentiremo giovedì, perché nella nostra rubrica Frequenze Divergenti con Liliana Doria parliamo spesso di autonomia in queste situazioni, ma diciamo, continua Simone, anche se abbiamo ancora pochi secondi. Sì, poi ci sarà un convegno domenica 26 dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e il 27 un convegno invece che ha come tema principale il disegno di legge sulla sicurezza, e quindi la deriva autoritaria e repressiva che sta prendendo questo governo. Il titolo è "Dallo stadio alle piazze", perché tutte queste misure securitarie sono prima state sperimentate nel mondo del tifo, del calcio, e dopodiché sono state poi estese alla società, alla strada, alla vita, DASPO, diciamo. No? Uno fra tutti il DASPO. E allora non resta che cominciare a seguire questi appuntamenti. Il primo, lo ripetiamo, il prossimo 17 aprile. Intanto grazie a Simona Fersini. Il 28 c'è la presentazione del libro di Valentina Petrini. Ah, vero? Sì, il 28 ci sarà anche la proiezione del documentario su Regeni il 25 aprile, per cui venite. L'invito è quello di vivere il parco in questi giorni, perché la rassegna è molto 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 importante. C'è la pagina del resto da cui potete seguire tutto. Un omaggio Taranto. Esatto. Grazie a Simona Fersini per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro. Ciao Simona. Grazie, ciao. Noi ci fermiamo, c'è la New Hit alle 8.35, torniamo in diretta per darvi ancora una notizia di cronaca, e torniamo ai giorni scorsi, quando a Taranto un incidente stradale ha ucciso Massimo Musciacchio, personaggio particolarmente noto a Taranto, commerciante di moto. L'uomo si è scontrato con un'auto che viaggiava in senso opposto, e è avvenuto nella periferia di Lama. A proposito, su questa vicenda la procura ha aperto una indagine. Il PM Marzia Castiglia ha infatti iscritto nel registro degli indagati un giovane tarantino che guidava l'auto che quella sera appunto ha impattato con il 54enne Massimo Musciacchio. Al giovane tarantino, assistito dagli avvocati Alessandro Scapati e Valerio Sgarrino, è stato infatti notificato un avviso di garanzia con il reato di omicidio stradale, un atto dovuto per disporre l'autopsia di Massimo Musciacchio. Intanto sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica e valutare le eventuali responsabilità di questo giovane conducente, di questo giovane automobilista. Lo ricordiamo, è un atto dovuto, è un'indagine preliminare, quindi chiaramente tutto dovrà essere ancora accertato, valutato, siamo davvero agli inizi. Intanto dopo l'autopsia, la città e la grande comunità che ha reso omaggio a Massimo Musciacchio potrà donargli l'ultimo saluto quando la procura insomma darà l'ok per i funerali. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di musica. Quando torniamo vi parliamo invece dei Giochi del Mediterraneo, degli impianti e del loro futuro. Intanto c'è la messa. 8.39, siamo tornati in diretta e siamo pronti come annunciato per parlare di Giochi del Mediterraneo, e in particolare degli impianti ancora in costruzione qui a Taranto. Pensate allo stadio Iacomone, pensate allo stadio del nuoto, pensate insomma a quello che sta sorgendo a Rione Salinella e non solo. Che vita avranno dopo la manifestazione del 2026? Se ne è discusso ieri nella sede dell'Università di Taranto, tra comune e comitato locale presieduto da Massimo Ferrarese. Ci sono già le prime proposte dei privati per la gestione futura, ma ci racconta tutto Enzo Ferrari.
come gestire gli impianti sportivi e gli spazi della città destinati ai giochi del Mediterraneo. È questo il grande interrogativo che si proporrà subito dopo lo svolgimento della manifestazione che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Una questione di fondamentale importanza per evitare, come è accaduto altre volte in Italia, che gli impianti appena costruiti finiscano poi per restare inutilizzati e di fatto abbandonati. Se ne è parlato all'università in un incontro tra istituzioni e mondo economico e sportivo. Dobbiamo dedicare attenzione anche agli impianti perché sappiamo che l'ente non può permettersi di gestire direttamente, quindi stiamo facendo valutazioni che possano attirare investimenti da parte dei privati o una copartecipazione. Quindi il nostro intento è quello di farli funzionare, di renderli fruibili. Nei mesi scorsi il Comune aveva affidato alla società Price Waterhouse una consulenza per definire le strategie di gestione degli impianti. Risale ad appena qualche settimana fa, invece, l'avviso di consultazione preliminare di mercato per raccogliere proposte sulla gestione e valorizzazione degli impianti sportivi. Per alcuni di questi sono già pervenute manifestazioni di interesse, come ha dichiarato il direttore generale del Comune, Marco Lesto. Project financing per l'implementazione infrastrutturale e la gestione dello stadio Iacovone ed è stata, come immagino saprete già, trasmessa e già inviata qualche mese fa dalla società Taranto Calcio e poi è stata anche formulata una manifestazione di interesse, al momento solo una manifestazione di interesse, prodromica poi alla formalizzazione di una proposta, anche in questo caso di project financing, per il parco urbano sportivo. Il parco urbano è una struttura bellissima che è situata nel quartiere Sanitella in prossimità dello stadio Iacovone, in un perimetro urbano, in un quadrilatero che diventerà, quando avremo realizzato tutte queste infrastrutture, una vera e propria cittadella dello sport. La manifestazione di interesse è arrivata dal Mediterraneo. Intanto i lavori procedono, tutti gli impianti dovrebbero essere pronti in tempo per l'avvio dei giochi e per lo stadio di calcio e per la piscina ci sono le omologazioni per ospitare eventi di livello internazionale, come ha spiegato il coordinatore della struttura commissariale dei giochi, Silvio Scarcelli. È uno stadio a livello UEFA, potrà ospitare fino alla Serie B per il momento e campo UEFA non per la Champions, quindi UEFA 1 praticamente. Le piscine, quindi lo stadio del nuoto è costituito da 2 piscine, una da 10 corsie, l'altra da 8, coperto la prima, ci sono praticamente 2000 posti, 1000 da una parte e 1000 dall'altra e sono utili per lo svolgimento di ogni tipo di manifestazione internazionale, quindi anche i mondiali, i campionati nazionali, le Olimpiadi. Insomma, un futuro da scrivere. Chiaramente, come ha detto il sindaco Piero Bitetti, non possiamo permetterci come comune di mantenerle, quindi tocca trovare una soluzione. Tra un po' invece vi parliamo di sicurezza e di giovani, il cellulare alla guida, la prevenzione fatta al liceo Cabrini con la polizia stradale. Invece adesso ci fermiamo per un po' di musica, c'è Jade con Church. 5 minuti alle 9, ultimi scampoli di Buongiorno Taranto per parlare di sicurezza e di giovani, il cellulare alla guida dell'auto, se ne è parlato al liceo Liside Cabrini con la polizia stradale, guardate. La distrazione al cellulare e il mancato rispetto della precedenza rappresentano il 40% delle cause degli incidenti stradali. Il dato è emerso a margine dell'incontro di sensibilizzazione Icaro, promosso dalla Polizia Stradale con gli studenti e le studentesse dell'Istituto Liside Cabrini. Il progetto rientra nelle attività realizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico in corso, legate all'educazione e alla sicurezza stradale. L'iniziativa si inserisce infatti nel quadro delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, con l'obiettivo di promuovere comportamenti responsabili delle nuove generazioni prossime a diventare i futuri automobilisti. L'evento inoltre favorisce la conoscenza e l'osservanza delle norme del codice stradale e la sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile, come ha spiegato la dirigente scolastica Anna Maria Strazzullo. Abbiamo ritenuto opportuno di aderire a questo progetto sulla sicurezza stradale
vista proprio l'importanza della tematica, ed abbiamo interessato le classi quarte, dove ovviamente sono coinvolti i ragazzi che diventeranno a breve dei automobilisti, e quindi riteniamo che l'importanza, quindi la valenza di questa formazione ovviamente per i ragazzi, non solo per questo aspetto ma anche proprio per l'essere dei cittadini consapevoli. E ripeto, è il primo anno che abbiamo aderito, e vista l'importanza e visto anche l'interesse mostrato dai nostri studenti, la proposta, cioè ci riproponeremo di poter aderire anche i prossimi anni, visto anche l'importanza che lo stesso Ministero dà a questa tematica, e quindi noi come scuola ci sentiamo ovviamente interessati e ovviamente pronti anche a far sì che i nostri studenti possano ricevere informazioni molto importanti anche sul loro benessere, sull'essere appunto dei cittadini consapevoli. E grazie a Federica Pompamea per questo racconto, e insomma abbiamo gli ultimi secondi solo per dire che vi ricordiamo il telegiornale di Cittadella TV alle 14 sul canale 94 del digitale terrestre, e poi per ringraziare Gisberto Nicoletto e Michael Schino alla parte tecnica. Buongiorno Taranto torna domani dalle 7 alle 9 e nel frattempo mi raccomando non andate via, continuate a seguire Cittadella, la radio Cittadella TV 96.5 e canale 94.